Oggi parleremo di una cosa senza la quale non potremmo vivere nemmeno un'ora. Chiaramente è il telefono cellulare. Chi vive più di 30 secondi senza farsi un selfie con la bocca a culo di gallina? Però noi vogliamo parlare del sangue. Il sangue è un liquido color rosso rubino quando è pulito, rosso violaceo quando è sporco e blu quando deriva da famiglie di nobili origini. Il sangue è formato per il 60% circa da plasma, che è composto da eritrociti, leucociti, trombociti. Il sangue non si può sintetizzare artificialmente in laboratorio. Già nel 1700 un noto professore olandese, eccolo, tentò di riprodurre il sangue con una mistura di succo di mirtilli, acqua ionizzata e merlot della destra piave. Il malato non migliorava, però in compenso stava ubriaco anche per 15 giorni. Nonostante i pessimi risultati, le parcelle del professore erano tuttavia molto salate. Infatti, quando i parenti dei degenti le vedevano, urlavano "Pfannkuchen", espressione di ira usata ancora oggi. Negli anni 70 in Russia si è cercato inutilmente di sintetizzare il sangue. Nessun risultato, nonostante i 15 anni di studio della scienziata russa Manyanka Najos. Negli anni 50 in America, una ricercatrice di nome Mary tentò usando il succo di pomodoro e la vodka. Era nato il Bloody Mary, ma questa è un'altra storia. Nota è anche la diatriba tra il professore tedesco Otto Sprit, che sulla rivista scientifica marocchina Focus si rivolge al collega francese Champignon chiamandolo immunodeficiente. La risposta del francese è immediata: tua moglie è un'emoglobina. Insomma, tra i due non correva buon sangue. Il sangue per anni è stato pagato a caro prezzo. Una trasfusione si poteva girare sulle 700-800 lire, il corrispettivo odierno di una cena da cracco. Fa schifo quel piatto. Il sangue, signori, era un affare, un vero affare. Vuoi sangue? Devi pagare, picciotto. Per fortuna un giorno, a metà del 1900, arrivò un giovane ematologo, Vittorio Formentano, che lanciò un appello sul Corriere della Sera alla ricerca di donatori. L'appello ebbe una notevole risonanza mediatica. Infatti, si presentarono addirittura in 17. Formentano comunque non voleva che diventasse virale, perché si sa, sangue e virus non vanno d'accordo. I nomi di questi primi donatori erano Veltroni, Schianello, Moscatelli, Camba, Pignatelli, Anastasio, sulle fasce Schilingi, Baiocco, Bolchi, a metacampo Maioli, Cavagna, De Marchi, Pala, Punte, Grechi, Galliano, Anguissola, a disposizione i fratelli Zucca. Questa è la prima formazione dell'Avis e vorrei un grosso applauso. In poco tempo, fortunatamente, il numero aumentò. Ricordiamo che i donatori dovevano essere sempre disponibili in caso di necessità, perché il sangue non si riusciva a conservare, anche nel cuore della notte o mentre si era impegnati in altre attività. Col tempo le cose migliorarono e Avis divenne sinonimo di vita. La crescita di Avis è legata ai 3 principi cardine per la donazione. Volontaria. Nessuno può obbligarti e tutti possono donare, anche perché, che tu sia africano, ebreo, caucasico, indiano, interista o vegano, il tuo sangue ha sempre solo un colore. Gratuita. Non è che se doni il sangue ti regalano una televisione al plasma. Sangue, plasma, l'avete capita? Vabbè. Anonima. Come la telefonata che facevo alla mia ex nel cuore della notte. Ma questo è meglio che resti tra di noi, mi raccomando. Concludendo, mio nonno di Treviso, quando qualcuno pretendeva tanto da lui rispondeva: ho savuto, e il sangue? Come fosse la cosa più preziosa. Con Avis e i suoi volontari, questa cosa così preziosa si dona. Il motto di Avis è Caritas usque ad sanguinem, carità fino alla fine, carità fino al sangue. Grazie ai 90 anni di Avis. Manca un po' il respiro, il riso fa buon sangue.